No, I'm not a writer. Ciao Singani! Guarda i Singani, guarda i Singani qua, guarda senza il campo e vieni con la macchina diga, però non morsegare anche a loro. Che svemo a moda morsegare tutti? No. Mi dai, sta buono. Guarda qua che Singanaio pazzesco. Guarda che manica di Singani. Andiamo? Guarda, tuo amico, è vinto il tuo amico, che bello, sì, allora non c'avamo a proprio, aspetta che stu. Ok, ci siamo, è un bel fuocchetto che ho fatto, guarda, 80 anni per gamba e ancora si fa i selfie, ma non si può, guarda che lavori. Amy, vieni qui. 80 anni. Oh, chi ti ha detto di andare di là? Chi ti ha detto? Chi? I nomi? No, Chi? perché tu ti sei distratto, non è colpa sua. Oh. Grande porco. Sempia. Dai, vieni qua con me. No. Cosa ti ho detto? Qua. Oh. Ferma là. Giù. Canna il porco. Sì, fa caldo, mannaggia! E ora, una super pizza con i wuster vegetariani pararia anche pronta. Invece no, un cazzo, non è ancora pronta. No, altri 2-3 minuti. Oh, dai, porta pazienza, ma hai paura? Ma che singano, vanno, guarda, quei vestiti no, non sta guardando. Invece, ecco qua, fuori dal mio giardino. Ho ospiti singani, no, nel mio bellissimo giardino. Qualche fauna, perché secondo me... ho sentito rumori dentro la boscaglia, c'è qualche cervo, qualche cinghiale. E dove è il MCP? Qua, la fabbrica. Il MCP, caro dal signor. Fortuna non hai un maiale, Sì. porco tremendo. Porca troia. Porca troia, è perfetto. Porca troia, che altro? Dimmi. Il punto è che è buio, non si vede un cacchio e adesso sto... Ragnetto, ciao Ragnetto! C'è tutti sti bissi, guarda. Cos'è sta roba? Una specie di cavallette, chi salta? Le anche i botui, no? I botui sarebbero i cosi delle pannocchie, no? Buttiamo anche quelli, buono. Tutto in the fuocherello. E pronti anche a pissa adesso. Devastitudine, adesso non vorrei far passare qua degli stivelli tipo imbriagoni, però insomma... Seratona, adesso Nana, CP, Nana, perché ora andare in Nana. Allora, credo di aver capito, per fare un bel filmato da full timer devi fotografare la moca che viene su, mi hanno detto, no? Quindi io così. Ma anche il primo piano di un accessorio, in questo caso una tazza, preso in qualche paese estero. Il primo piano di qualcosa che esprima il tuo stato d'animo e per finire, cosa non meno importante, il primo piano di quella povera bestia che ti sopporta, vedi, sbadiglia ogni stronzata che tu dici. Dovrei essere in regola, no? Sentico temporale CP. Wow, temporale nel mio wild. Buongiorno l'Italia. Buongiorno un cazzo. Honey, cazzo fai là? Oh, fly. Di oggi, guarda, facciamo una cosa che da tanto non facciamo, vero CP? Allora, ci siamo svegliati, non so, sarà probabilmente mezzogiorno, è veramente tardino. E abbiamo detto, niente, guarda, facciamo i zingari, cioè guarda, se non sono zingaro a livello pro stavolta. Allora, il camper spazio è smazzucato, paraurti che è saltato, musica per lo più sconosciuta, ci sono i Modena City Ramblers che suonano, tenda tirata giù per lo più anche storta, ovviamente non in pandan col camper e quindi insomma fa quel che di zingaro forte. In più il piccio per il sole, non so se l'ho già detto, che fa un po' stanziale, capisci? Assieme alla tenda è il suo sgabellino di plastica, perché digli quello nostro è rotto, numeri 1. E monto un po' di video che da tanto che non lo faccio.
e dopo fammi vedere, guarda lì si è raggiunto una coppia che stanno prendendo il sole, vedi? Noi ci montiamo i video adesso, no? CP, te se volevi venire su vuoi star fuori all'ombra, ti porto fuori il tappetino quello rinfrescante, ti porto fuori il tappetino rinfrescante. C'è il tappetino di CP. Pesa il tappeto, sarà minimo 5 kg, minimo. Vieni tata. Eccola, tu sai che quello è il tappetino che ti fa il freschetto, tu lo sai, che è il tappetino magico che fa il freschetto, ah? Sì, lo so, c'è una mosca che ci distorce la mente. Mi piace l'intelligenza delle persone, mi autocensuro la bestemmia, cioè fai quello che vuoi, qua c'è un territorio di chilometri e chilometri e tu vieni a alzare la polvere davanti a me che mi entra tutta la polvere dentro. Hai qualche ritardo mentale? Oh, si sta veramente benissimo in questo mio posto di registrazione del wild. Vedi, mi ero messo qua a fare un po' di foto e di video. Stavo montando quelli della Slovenia, no? Vedi, col Filmora che è il programmino. E questo te lo presento, è il mio nuovo microfono, il Samsung, un microfono a condensatore. È molto buono, un giorno magari forse ci farò una recensione, adesso vediamo. E quindi quando senti la voce fuori campo è lui, cioè sono io che uso lui praticamente, sì, insomma. E qua siccome iniziava un po' a fare freschetto, cioè no freschetto, a tirare un po' di aria, digli CP, noi abbiamo tirato su la tenda, no? Sì, che così approfitto anche per chiederti, no? Vedi questa schifezza qua di gomma che ho iniziato a togliere, vedi anche da qua che era tutta indecente, no? Devo trovare dove la vendono quella schifezza lì. Poi cambierò anche le viti, vedi che sono tutte arrugginite, tolgo tutte le viti e prendo quelle in acciaio. Anche qui sotto vedi tutto quanto, tutto il camper. E per le viti in acciaio nessun problema, ho il ferramento davanti al lavoro che è il mio fornitore ufficiale di viti in acciaio, no? Perché io sono... questo è un canale un po' con la ruggine. e niente, devo trovare questa roba qua da mettere, magari, oh, se riuscissi, ma sì dai, è che c'è la curva, cacchio, è difficile qua con la curva, che era bello mettere quello rosso catarifrangente, no? Per carità, dopo se faccio il camper bianco e verde o bianco e blu è sì, da stare attenti al colore. Io adesso sono ancora indeciso sulla colorazione del camper, che comunque farò più avanti, perché ho ancora delle infiltrazioni. Sai che metà camper è nuovo e l'altra metà è veramente preso molto male per quanto riguarda le infiltrazioni, quindi ci sarà da fare quello assieme al webasto adesso a breve, fra 2 settimane circa, e poi una volta fatto tutto posso iniziare un po' a verniciarlo e a fare quant'altro, insomma. E un'altra robetta devo andare a chiedere a quelli che mi hanno montato il pannello, perché ho speso un sacco di soldi per cambiare quel pezzo che ti ricarica anche la batteria motore, no? Perché il mio non andava bene, dicevano. Però l'altro giorno, sai che adesso ho l'impianto audio nuovo, no, forse non lo sento, fate neanche vedere che è buio, no è buio, dai, te lo faccio vedere bene. Quindi dimentica questo pezzo. Comunque stavo ascoltando la musica, no? E sotto il sole, e quindi c'era un consumo, quindi anche se le batterie erano piene, comunque essendoci un consumo i pannelli ricominciano a lavorare, tipo adesso col computer, gli hard disk, l'inverter e tutto quanto che stanno lavorando, anche vedi se le batterie sono strapiene il pannello comunque lavora perché c'è un consumo, appunto. Io stavo usando la radio, solo la radio a manetta però, e la batteria era piena ma il pannello non caricava mica, cioè era 0,0 ampere, quindi non vorrei che la batteria motore non viene ricaricata, cioè io sì ho quel strafante ma magari non funziona o non me l'hanno attivato, che ne so io, insomma, quindi devo chiedergli anche sta roba qua per stare più tranquillo, cioè, anche perché io lo uso per ricaricarmi il tablet, il telefono, tante robe, sai che ho l'hub USB davanti, in più la musica che non resto a piedi. Piccola novità, no, ma è buio, vedi, ho fatto poco gli adesivi qua, sotto è venuto bene, qua con ste curve non è venuto proprio il massimo, ma vabbè, intanto va bene così. Poi per le casse cosa succede? Le casse di prima buttavano verso di me, no? E quindi anche se erano le casse originali, qua dietro si sentiva bene dall'autoradio davanti. Adesso le casse super, quelle che ho preso dall'Alpine, le ho messe nelle portiere, quindi se guidi è discoteca, ma dietro cioè, si sentiva meglio prima. E allora aggiungerò altre 2 casse uguali qui e verrà scavato qui
In più anche volevo rompere le casse del computer, che ogni volta devo tirarle fuori da qui, guarda. Vedi, possono essere scomode, e togliere queste due casse qui e fare dei buchi e scavarle direttamente qui, così sono sempre a disposizione, non serve che ogni volta prendo, alzo e tiro fuori le casse, hai capito? Deve essere una bella figata, anche perché suonano veramente da Dio. L'unica cosa è appunto, quando sarà ora, spaccare il rivestimento della cassa e metterla qui. Tanto questa parte qua non ci sono le scatole dentro, ci sono i vestiti morbidi, tipo i pantaloncini corti, i pantaloni da wild e le felpette, quindi tranquillamente posso mettere tutte le casse qui, quindi le casse del computer e le casse dello stereo. Viene fuori una camarrata pazzesca. Ah, dito! Dai, che sta arrivando il bel temporalone. Io ho chiuso la tenda, ho chiuso il CP dentro. Ecco, cioè io adesso che faccio il video, che spiegare che arriva il temporalone, che c'era tutto il vento che spostava tutta la neve dei pioppi qua e va via tutto. Vabbè, mi chiudo già l'oscurante termico. Guarda che tristezza il mio camper senza paraurti, povero, è tanto triste. Comunque vabbè, ho visto costano 20 euro quelli grezzi, neri, me lo vernicizzerà lo zio quest'inverno. Adesso vabbè, cazzo me ne frega, avanti così. Vabbè dai, via il piccio qua e andiamo avanti. E guarda, ti faccio vedere anche questo, non so se te l'avevo fatto vedere, l'Apriporta mi aveva regalato Bettin, te l'avevo menzionato, ma forse visto da qua no? Adesso vedi, è duro, eccola, è abbastanza duro, quindi tieni alla grande. Buon, ti metto dentro che io chiudo.